Nikolic ancora dal mezzangolo, va a sparare da 3 solo sul secondo ferro, può provare a correre Venezia, strada quasi deserta per Willis che schiaccia, doppio possesso di vantaggio per Venezia. Anche due ottime difese, questo contropiede che stava quasi per far chiamare il primo time out, però ecco finalmente si sblocca con il post basso di Odiase anche Brescia. Contro Napoli ha guagliato la sua terza miglior performance, prova ad andare fino in fondo Petruccelli a riciclare tutto, Taio Diasi con gli orogranata fino questa sera avanti per 17-14, qui vanno a scippare letteralmente Troy Cupein all'inizio del secondo quarto e arriva a schiacciare Riccardo Moraschini. Cupein per Kobic in punta, l'end-off verso Petruccelli, prova a slalomeggiare, fermato ancora da Spisso, schiacciato per Di Nicolao che arriva al capolinea. Sorpasso dell'Umana Reyer Venezia che va sul 22-21, Cupein orizzontalmente per Achele all'angolo per Petruccelli. A proposito il contromovimento di Tessitori, ancora Spissu, Della Valle lo va a disarcionare, è un 2 contro 1, l'alzata spettacolare per Kenny Gabriel, la Germani Brescia. Sì, vabbè, però così non vale, guarda come gliel'ha tirata, gli ha detto vabbè dai io te la lancio poi. Serie A, per quello che ricordiamo, è l'MVP in carica della scorsa stagione di Serie A e anche della Coppa Italia di febbraio. Granger colpisce dalla distanza Derek Willis, su di lui c'è Cuono, c'è l'aiuto anche di Cupein, ribaltamento per Moraschini, il fallo su Riccardo Moraschini, 3+1 di spallata della Germani, prova a far perdere le sue tracce Spissu, si va all'angolo da Derek Willis, eccola qui ancora, sorride la squadra di Spacchia di 4 punti, Troy Cupein va a sfidare Granger da un angolo complesso, Troy Cupein 2 punti a refer, riescono a realizzare punti e si resta congelati sul 66-63 con 4 minuti e 20. Spissu ancora da casa sua, Marco Spissu, a Prodezza risponde Prodezza, blocco di Willis per Spissu, Della Valle su di lui, sfida tra i due, tiro in corsa perfetto di Marco Spissu, bellezza. Gioco che riprende sul 75-69, vediamo come se la gestisce la formazione di Magro. Troy Cupein all'angolo per Petruccelli, tripla importante al referto. Brescia deve andare o al fallo sistematico o cercare di disarcionare Brescia. Bramos per Derek Willis, qui praticamente quasi un 2 contro 0 con Tessitori che aspetta un attimo. Vittoria consecutiva, siamo sul +5 con Petruccelli che ci prova da distanza siderale. Niente da fare, vince l'Umana Reyer Venezia al Pallaionessa di Brescia 79-.